abbiamo fatto lo scambio. Allora, oggi vi prendo solo pochi minuti, ma oggi è la serata post-Pride. Sapete che sabato scorso c'è stata una grande manifestazione, è stata la manifestazione nazionale dell'orgoglio gay, lesbico, trans a Bologna. State vedendo qua le foto della manifestazione, della partecipazione del MOS. È stata una grandiosa manifestazione con più di 200.000 persone e io direi di farci un applauso perché finalmente abbiamo dimostrato l'orgoglio di rivendicare i nostri diritti in prima persona. Il movimento omosessuale sardo logicamente era presente, eravamo in tanti, lo vedrete anche dalle foto, le bandiere del MOS hanno sventolato, è stata una manifestazione importante per la dignità, la parità e la laicità, per rivendicare finalmente quei diritti che ci vengono ancora oggi negati e che però in Sardegna stiamo riuscendo ad ottenere a piccoli passi, e di questo parleremo lunedì sera al Circolo Borderline. Avremo ospite Franco Grillini, l'ex presidente dell'Arcilesbica, ex parlamentare, ex candidato al Comune di Roma, che sarà con noi per presentare il suo libro e per parlare della situazione dei diritti di gay e lesbiche in Italia, e poi parleremo anche dei diritti di gay e lesbiche in Sardegna con Elias Vacca, lo stesso un ex parlamentare e avvocato che sta curando per noi un programma di rivendicazione a livello regionale, quindi sarà molto importante. Sì, e si può dire anche che anche Elias Vacca è un gran pezzo di Bono. Si può dire condivido, ma meglio non dirlo a lui. Comunque lunedì alle 19 al Circolo Borderline ci sarà questo dibattito e voglio dire, guardiamo le foto e facciamoci un applauso per quello che siamo stati capaci di fare. Quindi io ripasso la parola alla trave per la prosecuzione dello spettacolo e vi volevo solo ricordare che questa è l'ultima serata qui alla Scala per diciamo questa stagione. Vi comunicheremo presto dove sarà il prossimo appuntamento per fine luglio-agosto, quindi state collegati sul nostro sito, ci saranno tutte le informazioni. Grazie, ciao. Grazie Massimo, grazie. Allora, io ancora non lo faccio scendere lui, lo faccio proprio faticare stasera. Aspetta. Ti devo far toccare da tutte le travestite. Allora, Golden Lady, Lucrezia Orgia, salite un attimo sul palco. Toccate quel pezzo di Bono per cortesia e mandate a fanculo con Concita. Perché gliela fatecela toccare? Avete visto? Mamma mia. No, la possono toccare solo le travestite. Allora, a questo proposito, già che il casino qua non si doma più, io direi di chiamare di nuovo le veline! Un po', assistiamo impotenti a questo spettacolo indecoroso. Sono impagabili queste due. Impagabili nel senso che se le paghi è un reato. Ti mancano solo i pattini. Ce ne sarebbero di cose che gli mancano, Le veline, un applauso! Lady Posh! Mica. Vattene a no! Fai un inchino, ringrazia il pubblico! No, l'inchino lo devi fare individualmente solo a quelli brutti, perché a quelli buoni ci pensiamo noi. Baby Jane, tu sei bionda, e infatti proprio bionda e vabbè, callona come te, quindi basta. Allora, Concita, mi fai un favore, dato che io e queste due dobbiamo fare una cosa, tu manda a fanculo le veline? Qual è il vostro nome? Lady Posh. Lady cosa? Lady Posh. Eccola la gaggia che in lei che esce fuori. Tesoro, tu sotto tutto quel sudore, qual è il tuo nome? Baby Jane. E quando è che fai il baffo la prossima volta? Dai! Tesoro, io direi anche, visto che abbiamo le veline, possiamo chiamare un'altra persona fondamentale. Il Gabibbo!